Buongiorno un'altra volta a tutti quanti. Oggi inizia, diciamo, la nuova stagione che ci prepariamo alla Serie A. Lo faremo con grandissima motivazione, orgoglio e identità. Come sapete, questa promozione non nasce da una singola notte, da una partita o da una scelta specifica di mercato, ma nasce quando abbiamo perso la categoria l'anno prima e come club non abbiamo perso la nostra direzione, no? E quando io ultimamente lo dico spesso, l'ho sempre ripetuto, abbiamo perso la categoria ma non abbiamo mai perso la rotta. E quando un club, secondo me, non perde la propria visione, non perde la propria rotta, è proprio lì che la sua credibilità va oltre al risultato e riesce a creare identità, credibilità e senso di appartenenza. Questa promozione appartiene sicuramente al gruppo dei proprietari, alla presidente Francesca Bodi, che hanno sostenuto il progetto con visione e presenza e hanno messo anche molte risorse. Appartiene al nostro allenatore, al gruppo dei calciatori e a tutto lo staff che con il duro lavoro hanno creato mentalità, identità e vittoria. Appartiene a tutti quelli che fanno parte del Venezia FC, quella squadra invisibile che non si vede, e diciamo che la squadra, quello che si vede sul campo è il frutto di tutto quello che c'è dietro una società di calcio. E appartiene sicuramente anche ai nostri tifosi, al nostro popolo che ci ha seguito in casa in trasferta e che ci ha fatto diventare più responsabili verso questo progetto e ci ha fatto appunto capire che il senso di appartenenza non è una parola che si usa tanto per, ma è un qualcosa che davvero devi dimostrare. Detto questo, sappiamo che ci aspetta una nuova sfida, che la Serie A è un altro mondo, che la Serie A ti misura il livello dei calciatori, misura le tue idee e misura la tua credibilità, soprattutto nei momenti in cui il gioco si fa duro. Sappiamo che ci dobbiamo affrontare contro squadre che giocano a livello europeo, squadre che sono da tanti anni in questa categoria e quindi proprio per questo motivo vogliamo provare a fare una stagione solida. Una stagione solida per noi vuol dire una stagione fatta di tanto lavoro, di credibilità, di identità, di sostenere appunto quello che sono il nostro progetto tecnico e andare avanti soprattutto quando il gioco si farà più duro. C'è un'altra cosa che per me è fondamentale, che è quello che vogliamo costruire, quello che vogliamo essere appunto una società che vogliamo costruire appunto per una rosa più competitiva possibile per quelli che sono gli obiettivi della stagione. Crediamo molto nella nostra identità tecnica e nel nostro allenatore e tutti i calciatori che prenderemo li scegliamo non solo per le loro qualità tecniche ma anche per le loro qualità umane e per quanto vogliono essere presenti in questo progetto. Vogliamo essere ambiziosi ma non presuntuosi, perché siamo convinti che l'ambizione quando è duro lavoro e programmazione è un senso di responsabilità e non è presunzione. Un'altra cosa, prima di passare al mister e al suo argomento, che è anche questo oggetto di discussione oggi, a me piacerebbe, quello che un po' sto dicendo, essere un po', e vorrei che il Venezia prendesse un po' spunto dalle radici della sua città. Ultimamente sto dicendo che Venezia è un po' un miracolo della natura e dell'uomo.
Questo per me cosa vuol dire? Che Venezia ha saputo costruire negli anni la sua identità con le sue strategie, quello che apparentemente sembrava una città debole è diventato un fortino, è diventato qualcosa che dura da anni e anni e anni. Ecco, questo appunto è quello che mi piacerebbe che diventasse questa società, una società solida, che resti in categoria, che sappia far valere con la propria strategia, la propria identità e le proprie idee e la propria forza, che diventi un club credibile in Serie A nel tempo. Vogliamo far crescere il territorio, vogliamo far crescere la nostra comunità, vogliamo far crescere i nostri giovani e tutto questo dovremmo farlo e dovremmo dimostrare di essere da Serie A. Quindi la vittoria del campionato ci ha riportato nella massima serie, ora dobbiamo dimostrare di essere la massima serie. Per ultimo, ma non per importanza, diciamo, l'orgoglio di aver firmato con il mister Giovanni un contratto di 3 anni con un'opzione di un altro anno per dare continuità a questo progetto e alla credibilità tecnica. Sono molto contento, tutti quanti noi siamo molto contenti di questa scelta e con questa ultima mia dichiarazione passo la parola al mister e faccio in bocca al lupo al mister e a tutta la squadra per l'inizio di stagione. Devo parlare, hai detto tutto tu, intanto buongiorno a tutti, parto da quest'ultima considerazione, il progetto va avanti e chiaramente è una cosa che mi riempie di orgoglio, che mi gratifica tantissimo. Mi pare che alla presentazione della stagione scorsa io ho parlato di orgoglio, ho parlato di aver trovato una città, una tifoseria, la società stessa piena di entusiasmo per poter ripartire e quindi prendo spunto dalle parole del direttore e quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto che questa città, questa società, questa tifoseria merita di rimanere in questa categoria e farò di tutto per poterla mantenere. Detto questo, mi è piaciuta una parola che è quella di essere solidi, quindi la solidità, la capacità di essere equilibrati e fare un campionato allo stesso modo da protagonisti. Lasciamo la parola adesso a voi se avete delle domande per il mister o per il direttore. Prego. Buongiorno innanzitutto ai colleghi e al direttore e al mister. Partirei per ordine alfabetico dal direttore Filippo Antonelli. Allora, direttore, se la memoria non mi inganna, in 6 anni ci sono state 3 promozioni per il Venezia, a cui prima volta appunto poi retrocessione, poi il Venezia è ritornato su, poi ancora retrocessione, adesso è tornato su. Fatto tesoro degli errori del passato, perché sicuramente ci saranno stati degli errori, lei ci ha detto prima cosa fare per poter rimanere appunto, mantenere la categoria, che cosa invece non fare? Ma sicuramente in queste nelle 2 precedenti esperienze ci siamo portati anche delle situazioni positive, quindi ci sono delle cose da ripetere, cioè quindi di non perdere appunto la bussola nei momenti difficili, perché sappiamo che affrontiamo delle realtà importanti. Quello che dobbiamo fare come prima cosa, ecco, ti posso dire, possiamo dimostrare il fatto che oggi ripartiamo con la stessa guida rispetto a 2 anni fa, guida tecnica, quindi ripartiamo con una identità, una squadra che conosce, anche se il mister dovrà lavorare molto nei nuovi innesti, che conosce un po' le volontà del mister, quindi questo è già un punto di partenza migliore rispetto a 2 anni fa. Abbiamo già fatto diversi innesti, quindi il mister avrà il tempo per lavorare da qui alla prima parte di campionato, cosa che invece in passato abbiamo fatto sempre all'ultimo. Mi ricordo che la squadra l'abbiamo completata all'ultimo giorno di mercato,
Quello che è il mio desiderio è dare al mister la squadra il prima possibile completa. Ecco, ci sono delle cose che sicuramente abbiamo anche dal punto di vista economico fatto più investimenti rispetto al passato e stiamo operando ancora una volta con il principio dell'anno scorso, stiamo inserendo calciatori prima di smaltire altri calciatori, quindi sono già 3 piccole regolette che aiutano il processo. Una domanda invece per coach mister Stroppa. Allora, cominciamo bene. Ecco, al di là degli scherzi, ci sarà un ritiro fatto di diverse tappe, appunto andrete a Falcade e poi ci saranno delle tappe internazionali. Ma al di là di questo, come pensa di impostare il suo lavoro, fermo restando che, come ha detto giustamente appunto il direttore Antonelli, la squadra non è ancora completa? Ma come al solito si partirà in queste 2 settimane a Falcade di cercare di lavorare sia a livello fisico che a livello tattico, cercare di integrare al meglio i giocatori nuovi, però partiamo già da una base rispetto a quello che è stato l'inizio della stagione scorsa. La stagione scorsa iniziavamo da zero con nuovi metodi, con nuove idee. Quest'anno bene o male abbiamo tra virgolette giocatori che sono già abituati, che sono già mentalizzati a quello che è la nostra idea, e quindi mi auguro e spero che si possano aiutare i nuovi innesti a integrarsi il più presto possibile. Marco. Buongiorno a tutti, buongiorno al direttore, buongiorno mister. Una domanda per il direttore. Volevo che tu hai parlato prima di un mercato espansivo che per la prima volta siete riusciti a fare in maniera piuttosto consistente. A spanne avete investito circa 40 milioni di euro, più o meno, e significa che c'è stato un salto di qualità anche da questo punto di vista per il club. Volevo chiederti, fra tutte le trattative, volevo partire un po' dall'ultima, quella di Akor Adams, che ti ha portato a stare 2 giorni a Siviglia. Ecco, se ci racconti un po' come sono andate le cose, come sei riuscita alla fine a tornare con questo contratto, tu tenevi moltissimo. No, vi prometto che vi racconterò tutto, però io vorrei farle raccontare quando tutto è realmente definito e chiuso, perché siamo ancora in una fase di trattativa molto avanzata, ma ci sono ancora delle cose da definire. Come sempre vi ho promesso, alla fine del mercato vi racconterò ogni minimo dettaglio di ogni trattativa. Adesso per me il focus è la partenza della stagione, la squadra, e quindi vorrei non parlare, ecco, di questa cosa, o meglio non vorrei che il punto sia il mercato. Oggi il punto è il mister, è la squadra e la nuova stagione che ci aspetta con delle nuove sfide. Allora faccio una domanda al mister. Volevo chiederti, alla fine della scorsa stagione, dopo la promozione, hai detto la Serie A sì, è bella, ma è un altro sport. Come si affronta questo altro sport? Come hai pensato di affrontarlo? Magari modificando qualcosa nel modo di stare in campo della tua squadra, con alcuni accorgimenti, non so. Questo sarà a indivenire, assolutamente a indivenire. La stagione scorsa parlavamo di una squadra dominante, ha mostrato comunque la capacità tecnica, fisica, mentale per essere appunto diciamo tra le migliori, se non la migliore. Quest'anno sarà un campionato diverso, sicuramente non cambieremo l'idea, sicuramente ci sarà da apportare strategie magari diverse, quindi vediamo in corso. Vedo che il direttore sta allestendo una squadra potenzialmente competitiva, quindi è chiaro che la differenza, al di là dell'allenatore e della bontà dell'allenatore, la differenza la fanno i calciatori. E quindi ripeto, partiamo da una base molto solida, perché io, al di là dei nuovi acquisti, che comunque c'è la possibilità di, tra virgolette, di divertirsi, ma sono assolutamente affezionato professionalmente per la mentalità che questi ragazzi, quelli che hanno disputato il campionato scorso, hanno mostrato, quindi una mentalità veramente vincente, non perché abbiamo vinto, ma perché comunque nei momenti dove
qualcosa poteva scricchiolare siamo andati dritti, la rotta era ben segnata, non ci siamo scalfiti da quelle che potevano essere le avversità o gli episodi. A maggior ragione magari gli episodi negativi in questa stagione arriveranno e quindi a maggior ragione dovremmo essere ancora più bravi ad avere quell'equilibrio, quella capacità, quell'identità tecnica e assolutamente mentale per poter andare avanti. Buongiorno direttore, buongiorno mister. Una cosa al volo, hai mantenuto la promessa, avevi detto che avresti fatto la squadra prima del ritiro, praticamente l'hai completata. So che non parli di mercato, però manca tanto per completare la squadra. Ma adesso sarà anche giusto aspettare un po' delle indicazioni da parte del mister rispetto a quello che sarà questi 15-20 giorni di ritiro. Sicuramente sappiamo che abbiamo avuto un incidente di percorso e quindi sappiamo che dobbiamo prendere un difensore in più rispetto a quelli che erano i nostri programmi. Valuteremo se prendere un centrocampista in più e capiamo con il mister che cosa fare dopo aver visto un po' i ragazzi dopo queste 2 settimane. Però oggi, se ti dicono, può mancare un secondo portiere, può mancare un difensore centrale e poi vediamo. Questo è un po' quello che è la nostra idea, ma ci sarà tempo per confrontarci. Sicuramente vogliamo costruire la squadra più competitiva possibile per quelli che sono i nostri obiettivi e dimostrarci da subito solidi, come ha detto il mister, e pronti. Quindi poi questo è chiaramente un punto anche importante, quello delle uscite. Abbiamo tanti ragazzi, tanti a cui noi dobbiamo ringraziare, hanno fatto, anche se non sono stati protagonisti al 100%, ma sono sempre fatti trovare pronti. Quindi dobbiamo anche dare un occhio d'attenzione adesso in questi 20 giorni a questi ragazzi, a quelli che sono in uscita, perché anche loro meritano attenzione. Grazie. Per il mister, di tanti giocatori di qualità arrivati, ti chiedo le caratteristiche di Correia e anche di Rachmani, che magari li conosciamo un po' meno. Correia è un giocatore brevilineo, bravo nella capacità della gestione della palla, un pochino meno muscolare rispetto magari a quello che potrebbe essere per quelli che abbiamo in casa, Ino e Sagrado. Rachmani invece è un giocatore che è di movimento, una prima punta, ma secondo me potrebbe anche fare una seconda punta, però questo è soltanto strada facendo. È importante, vorrei anche completare il discorso di aver fatto la squadra non al completo, ma sicuramente quasi, quindi dà a me la possibilità di poter valutarla nel modo migliore, plasmarla se è possibile in questi giorni, quindi cercare di renderla pronta per l'inizio del campionato. Insieme a questi giocatori nuovi cercare di fare le scelte migliori su quelli che ci sono già, e quindi è vero che siamo tanti, ma è anche vero che così almeno si cercherà di sbagliare il meno possibile nelle scelte. Michele. Sì, buongiorno. Filippo, hai parlato di un incidente di percorso con il discorso di Svoboda. Te l'aspettavi o è stata una sorpresa? Ma un po' me l'aspettavo per quello che è stato il percorso di questo ragazzo in questi anni, che ha sempre voluto rinnovare un anno, quindi un pochettino ho sempre pensato che forse nella sua ambizione era quella di provare ad andare a misurarsi un qualcosa di migliore. Effettivamente poi non posso dire nulla perché è arrivata una squadra dalla Premier League, quindi oggi è il campionato, dicono che è il campionato migliore che al mondo, quindi a questo punto ufficialmente gli faccio in bocca al lupo per il suo
futuro. Ecco, invece il mister, parlando dei quinti, no? E con l'arrivo di Correa, la riconferma di Abs, di Eno e di Sagrado, in pratica 3 su 4 potrebbero essere anche intercambiabili sulle due fasce, a parte Abs che forse è più a sinistra. Assolutamente sì, però ricordo che con Di Francesco Abs ha fatto anche il centrale di destra, quindi non escludo il mancino dal lato opposto, adesso al di là delle volontà, delle scelte, delle strategie da parte dell'allenatore, io credo che ci siano anche delle volte delle necessità, e avere la possibilità di riuscire a far fare tutto, o se questi ragazzi daranno la possibilità a me di poterli mettere in varie posizioni, ben vengano le più scelte. Sì, buongiorno direttore, buongiorno mister. Una domanda per il direttore: innanzitutto le chiedo se con questa trattativa che ha detto che è in fase avanzata crede che poi il reparto d'attacco sarebbe al completo, e quanto è importante per lei il fatto di avere così tante alternative eventualmente nel reparto d'attacco. Ma certo, se dovessimo concludere positivamente quest'ultimo giocatore, il nostro reparto d'attacco finisce così. Capiamo chiaramente c'è abbondanza, vediamo un po', ripeto, quelle che saranno poi le scelte finali, però da parte mia preferisco avere abbondanza in attacco piuttosto che poi dopo questi sono un po' più dei problemi del mister, e io gli creo anche, certe volte gli creo qualche problemino, lo so, però nell'idea che ci siamo fatti era quella di dare più giocatori possibile con caratteristiche diverse all'allenatore, per cercare di avere più frecce nell'arco. Mister, le chiedo invece riguardo al suo rinnovo. Sensazione è che la sua permanenza non fosse mai stata troppo in dubbio, però ricordo che parlava insomma di voler chiedere prima magari la certezza di poter non soltanto lottare tra virgolette per salvarsi, ma anche di essere insomma di avere una squadra insomma a sua immagine e somiglianza. Le chiedo che cosa allora l'ha convinta a rimanere, a restare, a firmare il contratto. Aggiungo alla risposta del direttore: questi non sono problemi nel senso di avere tanti giocatori a disposizione, ve lo posso assicurare. Quando ho iniziato questo mestiere, avere 2 giocatori, 3 giocatori magari competitivi potevano mettermi in difficoltà. Oggi ne voglio più bravi e più forti possibili, quindi non è un problema, ma dà la possibilità a me di scegliere tra i migliori, quindi sicuramente ha fatto un lavoro straordinario in questo senso. Per quanto riguarda la firma, io penso, posso svelare l'aneddoto di dove abbiamo firmato? Certo. Si può dire? Allora, non so se sapete, ma il direttore è molto scaramantico, e quindi di venerdì non voleva farmi firmare il contratto, quindi come un capodanno qualsiasi abbiamo aspettato la mezzanotte, siamo stati fuori a cena con la sua barca, e a mezzanotte 01 davanti a San Marco abbiamo firmato il contratto. Quindi è stato un sabato mattina, un sabato notte. Quindi una cosa inusuale che soltanto a Venezia si poteva fare. Abbiamo anche documentato. Allora, a questo punto abbiamo un video. Ed è stata. Sì, infatti no. Allora, abbiamo portato. No, c'era gente. Abbiamo portato un po' di testimoni, perché sennò. C'erano i testimoni, e devo dire è stato straordinario. Per quanto riguarda il discorso anche della festa a San Marco, dove qualcuno aveva strumentalizzato il fatto di non averci dato la mano, di non aver dato la mano, di aver preso delle distanze, non c'era niente diciamo di diverso che non quella la volontà di proseguire qua. Come avete visto, c'è una stima che ci lega oltre l'aspetto professionale. Quello che conta è il nostro lavoro, e quindi non guasta l'amicizia, ma al di là di questo volevo rimanere a Venezia. Credo di aver mostrato il come
non tanto la vittoria, ma come per quello che è stata la mia volontà, la mia professionalità, la mia mentalità nel fare al meglio il mio mestiere. Non è l'obiettivo che poi diciamo mi fa rimanere nel Venezia, perché se fossimo rimasti in un'altra categoria io sarei rimasto qua, perché la quotidianità, la qualità che il direttore mi mette a disposizione, questa società, la proprietà che dà la possibilità a me di esprimermi al massimo è impagabile, e quindi bisogna anche riconoscere dove si sta e soprattutto con chi si sta. Quindi credo che io lo ringrazio la proprietà per avermi dato questa fiducia. Ricordo anche che l'anno scorso avevo firmato un anno, quindi al contrario da parte mia c'era la possibilità di poter dare a questa società, di poter eventualmente vedere se l'allenatore e lo staff potevano essere congeniali a questo progetto. Quindi io sono assolutamente riconoscente e ripeto, grazie al direttore, grazie alla proprietà, perché mi danno la possibilità di fare questo mestiere al meglio. Marco? Buongiorno. Direttore, sul piano proprio personale tuo, che effetto ti fa poter essere Spendaccione? Te lo chiedo perché non è, credo, solo figlio della maggiore disponibilità di questa proprietà, ma ci ricordiamo tutti com'era la situazione quando sei arrivato, che strade abbiamo passato, i ban, la necessità di venire per pagare gli stipendi di marzo, insomma ci ricordiamo tutti il percorso, quindi è un poter essere Spendaccioni che non ti è regalato, neanche sul piano personale. No, è un grande senso di responsabilità e lo sento tutto, però dobbiamo dimostrare anche di essere bravi nello spendere bene e avere un senso in quello che facciamo, perché poi dopo il nostro obiettivo, quello mio personale, è sempre quello di creare valore, quindi in tutte le spese che io faccio comunque spero di portare un valore aggiunto a questa proprietà. Ed è hai fatto una bella domanda, perché anche questo è uno step in più che questa società, che tutti quanti noi dobbiamo fare e sostenere, perché è vero che abbiamo incassato per la prima volta dei soldi che non abbiamo mai incassato, però è anche vero che stiamo spendendo, ma perché il livello si sta alzando, quindi dobbiamo essere bravi ad alzare il livello senza perdere, senza diventare spendaccioni o come si dice, spreconi. Ecco. Io comunque ho degli obiettivi che la società mi dà, anche dal punto di vista finanziario, e quelli li continuerò a perseguirli, perché abbiamo nell'obiettivo di questa società che un domani di creare valore, non solo, sapete benissimo tutto quello che c'è dietro lo stadio e tutto quello che ci sarà dietro, quindi è troppo importante restare in questa categoria, perché poi dopo magari quello che spendiamo adesso di più potrà essere un valore domani. Ecco mister, se posso invece, sempre sul piano personale, se e come ti senti cambiato rispetto alle tue precedenti esperienze in Serie A, con che spirito, forse anche voglia di rivalsa, ti approcci di nuovo a questo campionato? Mi collego anche a una battuta più o meno che aveva fatto anche Fabio Capello in sede di presentazione, aveva detto Giovannino cambia qualcosa. L'aveva buttata lì così, però insomma... Ma allora, al di là delle parole di Capello, che reputo è stato un mio maestro di vita e di calcio, quindi qualsiasi cosa dica Capello io la prendo assolutamente alla lettera, e tutte le volte che ci si incontra mi ripete questo, quindi vuol dire che qualcosa bisogna assolutamente ascoltarlo. Non mi sento cambiato, sicuramente cambieremo qualcosa, non lo so se cambierò qualcosa, di sicuro arrivo con una maturità diversa. Starei qua a spiegare perché magari qualche esperienza è andata in un modo diverso, ma non mi sembra il caso, non mi sembra la sede più adatta.
c'è assolutamente un percorso. Credo di meritarmi questa categoria, perché se andate a vedere negli ultimi anni che cosa è stato fatto da parte mia e da parte del mio staff, è qualcosa di irripetibile. Detto questo, concentrato, se c'è da cambiare cambieremo, se c'è da non cambiare, da mantenere identità tecnica e tattica, andremo avanti. Ho ripetuto più volte, ma non voglio che diventi una giustificazione. Calciatori forti, c'è la possibilità di fare un certo tipo di lavoro. Calciatori che magari non possono esprimere quello che è il proprio lavoro, si varierà qualcosa, con la massima serenità. Ho esordito oggi dicendo solidità ed equilibrio. Queste devono diventare un mantra, senza snaturare quella che è stata la nostra identità tecnica e tattica. Poi vedremo che cosa succederà. Solidità ed equilibrio senza Doumbia come cambia? Cosa toglie come caratteristica? A proposito di Doumbia, io sono assolutamente orgoglioso, al di là del campionato vinto o dei campionati vinti, noi si lavora anche e soprattutto si lavora per i ragazzi, e aver dato la possibilità a un ragazzo, averlo preso in un modo e essere riusciti a venderlo in questo modo e averlo valorizzato non ha eguali. È un orgoglio che non ha obiettivi, non c'è un campionato vinto per questa valorizzazione. A questo mondo, a questo sport, siamo tutti bravi, ma nessuno è indispensabile. Quindi sicuramente sarà sostituito. Mi sembra che il lavoro fatto dalla società sia in linea con quelle che sono le idee del gioco che vorremmo fare. Arriverà e è arrivato qualcuno sicuramente importante. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Buongiorno, in risposta del Mister mi ha un po' anticipato la domanda che volevo fare al direttore, quindi te la faccio. Appunto l'uscita di giocatori come Doumbia, ma anche come Bobola per campionati importanti, per club importanti. Anche questo penso sia una conferma della crescita del club Venezia, un motivo di orgoglio, perché comunque sono giocatori che sono cresciuti, che si sono affermati a livello nazionale e anche internazionale grazie al club. Quanto, oltre al piacere ovviamente di non averli più in squadra, c'è anche un motivo di orgoglio, di soddisfazione da parte del club, anche questo un parametro di crescita. Sì, sicuramente se dei club come Sporting Lisbona e Brighton guardano in casa nostra, questo è sicuramente frutto del lavoro e di un'identità tecnica ben precisa, perché tanto oggi con i dati, con fisici e tecnici le squadre arrivano dappertutto, quindi questo ci riempie di orgoglio e ci piace questa idea. E come ha detto il mister, sono d'accordo, nessuno è indispensabile e le soluzioni si troveranno col tempo. Vi ricordo che l'anno scorso per scelta anche non totalmente nostra abbiamo perso Caviglia e poi è venuto fuori Doumbia. Quest'anno magari abbiamo perso Doumbia e verrà fuori qualcun altro o verrà fuori in un altro ruolo. L'importante è non perdere la nostra direzione e non perdere quello che è la nostra identità, quindi andiamo avanti nel cercare di, attraverso il lavoro del mister, perché poi io adesso continuo a dire noi arriviamo fino a un certo punto, poi sappiamo che il metodo e il lavoro quotidiano ce lo deve mettere lui e lo sappiamo che conosco la sua passione rispetto a questa cosa e quindi io quello che posso fare è solo cercare di dare giovani di qualità che però devono lavorare e hanno bisogno di tempo e quest'anno abbiamo cercato di mettere comunque dei giocatori più solidi ma che comunque avranno bisogno anche loro di integrazione. Quindi c'è un altro parametro di crescita del club della società tecnico che è stato creato negli ultimi anni grazie anche all'arrivo del direttore e di tutti quelli che hanno lavorato e che lavorano nel club, penso sia che alcuni giocatori
del Venezia hanno indossato la maglia azzurra, mi riferisco alla Dumbiani, mi riferisco alla Ragazzo, eccetera. In questo contesto ti chiedo per favore un commento sulla nomina di Paolo Maldini, che conosci molto bene, al direttore tecnico dell'Italia. È un segnale importante per il movimento calcio? Beh, assolutamente sì, per la sua integrità morale, per la sua professionalità. Ha mostrato nel Milan quello che sa fare, perché al di là che è stato uno tra i più grandi giocatori al mondo, e ha mostrato di essere veramente molto molto bravo a livello dirigenziale. È una persona straordinaria, con grandi valori, sia tecnici che morali, e mi sembra che oltretutto le scelte siano in linea, perché poi aggiungerei anche Leonardo, che chiaramente stimo molto, quindi mi sembra la coppia giusta, soprattutto nel momento giusto. Ci sentiamo rappresentati, no? Da persone che possono fare qualcosa. Grazie a tutti, se non ci sono ulteriori Una brevissima domanda per mister. Allora lei arriva in un momento di forte crescita da parte del Venezia Football Club, il direttore ha accennato appunto alla costruzione del nuovo stadio, una curiosità mia, c'è passato vicino, ha visto la crescita, e quale emozione sente visto che appunto ha un contratto di 3 anni e lei quindi potrà essere il primo allenatore di una squadra di un nuovo stadio, di una nuova epoca dell'Arancione? Magari. Al di là delle battute si respira concretamente la volontà e l'entusiasmo di questa società, ma lo vedete qua nel centro sportivo, quindi ogni giorno che passa c'è qualcosa in più. Quindi la società ti mette nelle condizioni, l'ho detto prima, ti mette sempre nelle condizioni di lavorare al meglio, e quindi io lavoro per il quotidiano e qua non mi manca niente. Quindi se parliamo di strutture, sicuramente nel presente e nel futuro possiamo essere molto tranquilli. Grazie a tutti. Grazie. Una cosa solo tecnica. Non avendo ancora la lista dei convocati, presumo che Yeboah e Fargi non ci saranno, o se sapete quando arriveranno, e se in base a quelli che dovevano venire solo se manca qualcuno, per motivi vari. Ma in questo momento Yeboah arriverà la settimana prossima e Fargi sta per arrivare, perché è uscito prima. Poi adesso il mister ha fatto pochi giorni, hanno fatto solo qualche test, adesso capiamo il livello dei calciatori e poi daremo anche il comunicato dei convocati.